Buonasera e bentornati a Secondo Noi, l'appuntamento con il gruppo consigliare regionale del Partito Democratico, uno spazio dove appunto si illustra quanto stanno facendo i consiglieri regionali in consiglio regionale appunto. Questa settimana parliamo di sanità, lo facciamo con la consigliera regionale del PD Silvana Cremaschi, buonasera. Parliamo di sanità e parliamo in particolare della sanità non fisica, nel senso di sportelli, di ricette cartacee, ma parliamo di una sanità digitalizzata, perché l'intento del Consiglio regionale e della Giunta è stato di avvicinarsi ai cittadini e lo fa anche attraverso il mondo informatico. Parliamo quindi di ricette digitalizzate, parliamo anche di applicazioni per i nostri smartphone, però adesso andiamo per gradi. Fisicamente il cittadino diciamo che è più o meno abituato e sa più o meno dove andare se ha dei problemi di salute. A livello invece informatico, da casa propria, dal proprio cellulare, come si deve muovere? Sì, a me sembra molto interessante questo aspetto di attenzione ad avvicinare al cittadino le risposte della sanità. Ed è interessante proprio perché, oltre che invitare a rivolgersi nella sede del distretto, nella sede dell'ospedale, dove siamo abituati ad andare per prenotare visite, esami e consulenze, finalmente ci avviciniamo anche al fatto che uno lo possa fare direttamente da casa sua, col telefono, come peraltro già si faceva, ma anche online, per cui uno può prenotare direttamente la visita o verificare appunto le attenzioni, le possibilità di inserirsi nei diversi presidi, eccetera, anche direttamente online. Più veloce e più comodo. Di che cosa parliamo? Ad esempio abbiamo visto delle immagini dove era possibile consultare dei referti. Beh, questa dei referti mi sembra una delle cose più interessanti, cioè il momento in cui uno fa un esame biochimico del sangue, delle urine, eccetera, il momento in cui ha una valutazione clinica specialistica, può direttamente dal suo computer, inserendo la password, eccetera, come da accordi che può prendere nella sede dove ha fatto l'esame, insomma, verificare in tempo molto veloce le risposte ai suoi esami, quindi non doversi muovere di nuovo, non doversi rivolgere allo sportello, perdere molto meno tempo ed avere molto prima l'esito dell'esame che ha fatto. Questo serve per comodità e velocità al cittadino, ma serve anche alla Regione per monitorare? Sì, serve intanto al medico curante che può accedere direttamente e quindi avere in tempo breve anche lui. Il medico curante accede agli esami che il paziente fa in ospedale. Agli esami che il paziente fa in ospedale previo consenso informato del paziente, che è ovvio perché uno al medico curante è contento di far vedere i propri esami, però ovviamente quindi non serve più che porta un pacco di carte ogni volta al medico curante. Per cui il medico curante dal suo studio può direttamente verificare in tempo breve gli esami del suo paziente. Però questo può servire anche, e serve attualmente già, visto che è già in uso, anche per monitorare quanto sta succedendo e per capire meglio se c'è bisogno di fare altre richieste o altre cose rispetto ai propri pazienti. Ci sono delle particolari categorie di pazienti che vengono seguite con più attenzione e che serve seguire con più attenzione al Dipartimento di Sanità? Sì, era uno degli obiettivi che ci siamo posti parlando di medicina d'iniziativa, in cui il medico non è più la persona che sta seduta dietro la scrivania e a cui il paziente si rivolge dicendo dottore ho bisogno di questo, ho bisogno dell'altro o ho questo disturbo o quest'altro disturbo, ma nel momento in cui vengono individuate alcune patologie croniche, possiamo parlare del diabete, dell'ipertensione, delle cardiopatie, ma anche di tante altre malattie di questo tipo, è il medico stesso che verifica e che periodicamente controlla se gli esami sono stati fatti, come sono i valori, se c'è bisogno di fare qualche esame in più, insomma. Quindi arriverà una comunicazione come continua ad arrivare, cioè continua ad arrivare una comunicazione a casa cartacea dove si invita a fare degli esami e così c'è anche la possibilità di uno screening da parte... Sì, ecco, sulla parte poi della prevenzione, che è un altro dei temi su cui ci siamo molto mossi e su cui abbiamo battuto dicendo vogliamo spostare il più possibile verso la prevenzione, questa diventa uno strumento anche importante
per incrementare l'uso degli screening, no? Se pensiamo alla mammografia, all'esame della cervice uterina, alla colon, all'esame del sangue occulto, insomma, che permette poi di verificare la presenza di possibili tumori del colon, gli obiettivi della Regione sono quelli di arrivare molto più vicini alla popolazione e di aumentare di molto l'accesso a questi esami. E quindi il fatto di poterli vedere e verificare online e poi di rinviare l'invito a presentarsi anche alle persone che in qualche modo possono aver saltato alcuni appuntamenti, sicuramente permetterà di raggiungere molta più popolazione. Oltre a questo c'è, lo accennavamo, il sistema di prenotazione. Da casa si può prenotare. Sì. Allora, le prenotazioni possono avvenire o direttamente nel luogo in cui verrà poi effettuato l'esame o la visita, o presso le farmacie, questo è un altro tema che poi magari approfondiamo meglio, oppure direttamente da casa per telefono o online, insomma, quindi prenotando direttamente da proprio computer. Ricevere il referto online, diceva, è già possibile. È già possibile a Udine in questo momento, ma molto presto anche in tutto il resto della regione. Partirà anche quindi Io a Udine l'ho già fatto. Ho già ricevuto il referto online, l'ho trovata una cosa molto E semplice. partirà anche a Udine. Visto che l'aveva citato, alle farmacie viene dato un ruolo nuovo. Approfondiamo un attimo questo argomento. Sì, le farmacie hanno il vantaggio per i cittadini di essere molto capillari, di essere distribuite in modo capillare su tutto il territorio e quindi di essere facilmente raggiungibili. E quindi già siamo abituati nelle farmacie, per esempio, a fare lo screening del sangue occulto, è già da anni, no? Che i pazienti, le persone portano l'esame delle feci direttamente in farmacia. Ma direttamente in farmacia si potranno anche prenotare gli esami e quindi semplificare ulteriormente la prenotazione di visite, di esami. E in questo si affiancano al medico di medicina generale o il cosiddetto medico di famiglia. Tra le novità c'è anche il pagamento del ticket, se non sbaglio. Sì, che può essere pagato anche questo direttamente anche in farmacia, quindi insomma ci semplifica un pochino i trasporti, se pensiamo soprattutto alle persone magari anziane o che fanno un po' più fatica a muoversi per rivolgersi direttamente nei presidi dove vengono effettuati gli esami, e ovviamente questa diventa una semplificazione. Ecco, vediamo adesso in questo momento che stanno scorrendo delle immagini invece di un'applicazione, quindi qui parliamo dei nostri smartphone. Lo può illustrare lei, consigliera Cremaschi? Sì, anche questo si rifà un po' alla filosofia della Smart City, no? Della città facile, semplice, innovativa e intelligente che attraverso alcune applicazioni ci permette di segnalare o di avere delle informazioni che possono esserci utili. In questo caso con un'app sullo smartphone possiamo verificare per esempio le liste d'attesa, quanto tempo presso il pronto soccorso di Udine o di altri ospedali, se mi rivolgo adesso che lista d'attesa ho, quanto mi tocca aspettare. Nello stesso modo, sempre attraverso lo smartphone, posso avere informazioni sulla guardia medica o su altri servizi che possono essermi utili. Naturalmente sempre in tempo reale e quindi diciamo, salvo per forti emergenze, sappiamo subito, come vediamo, se, quanti e quali sono i vari codici bianco, verde, giallo e rosso e quanto ci toccherà aspettare, perché uno dei problemi che avete cercato di risolvere è anche quello di snellire i tempi di attesa nei pronto soccorso. Sì, e questo io direi che la cosa più importante per snellire i tempi di attesa del pronto soccorso è quella di individuare le patologie che devono rivolgersi al pronto soccorso e quelle che invece hanno una risposta più adeguata con la guardia medica o con il medico di medicina generale. E su questo poi ci sono molte altre cose di cui parleremo in altri momenti, no? Però ecco, al pronto soccorso è opportuno, è utile andare per alcune patologie importanti che devono essere affrontate d'urgenza ed è importante appunto andarci senza dover aspettare ore e ore, insomma. Quindi state cercando anche, tra virgolette, di educare il cittadino a andare in un luogo specifico a seconda dei bisogni. Esatto. Parlando di tecnologia, adesso ci siamo occupati più che altro di tecnologie alle quali accedono direttamente i pazienti. Altre cose sono molto utili e riguardano un utilizzo invece più medico. Ci sono delle novità anche per l'elettrocardiogramma, ad esempio. Sì.
Anche questo si rifà, se vogliamo, alla medicina di iniziativa, cioè non è solo il paziente che deve rivolgersi all'ospedale per andare a effettuare l'elettrocardiogramma, ma ci sono alcune categorie di persone che possono avere beneficio in un controllo elettrocardiografico. Allora, in questo momento è iniziata una sperimentazione, soprattutto nelle RSA, nelle case di riposo, cioè con le persone anziane che ovviamente sono più in difficoltà a spostarsi, a muoversi e che hanno bisogno di un controllo elettrocardiografico perché incominciano a essere in una fase di età di maggior fragilità da questo punto di vista. Quindi la possibilità di fare l'elettrocardiogramma al letto del paziente o a casa del paziente addirittura, no? Per cui neanche al letto, insomma. Quindi parliamo di soggetti che hanno comunque difficoltà a muoversi. Di soggetti più deboli o di soggetti che sono più distanti, per cui questa cosa è iniziata attualmente nelle case di riposo e nelle RSA, in previsione di svilupparsi soprattutto nelle zone montane, dove una persona magari anziana che vive in un paese può essere in difficoltà ad andare fino all'ospedale più vicino per fare l'elettrocardiogramma. Allora la possibilità che venga un operatore a casa, che faccia l'elettrocardiogramma a casa e che invii online il risultato dell'esame in modo da avere referto con lettura veloce e immediata da parte dello specialista diventa una novità molto importante. Rimaniamo in questa fascia di popolazione quindi anziani e persone sole. C'è anche il telesoccorso tra le novità in cui la tecnologia aiuta. Sì, il telesoccorso vuol dire che io, persona che vivo da sola e che ho una patologia o che sono anziana e non ho i parenti, i figli vicini, posso concordare con il mio distretto, quindi ovviamente andando in distretto per capire come effettuare, come far partire questa possibile tecnologia, soluzione tecnologica, posso semplicemente inviare un bip, cioè schiacciando un pulsante e segnalare che ho bisogno di aiuto. E quindi da qui poi parte tutto il percorso di sostegno e di presa in carico a seconda della patologia che deve essere trattata. Sì. E poi infine, perché il tempo comincia a stringere, ma riusciamo a parlare anche, ad accennare dei nuovi sistemi invece che riguardano le ambulanze, quindi il soccorso immediato. Ecco, allora sull'ambulanza prima parlavamo di quando rivolgersi al pronto soccorso, no? Ci si rivolge al pronto soccorso quando la patologia per cui dobbiamo sentire una consulenza è una patologia importante e che ha bisogno di un soccorso in tempo breve, perché altrimenti andiamo dal nostro medico che ci richiede gli esami. Ci sono delle situazioni in cui è indispensabile al pronto soccorso arrivare chiamando l'ambulanza, non andandoci a piedi o in macchina da soli o facendosi accompagnare in macchina. Possono essere ad esempio casi? Beh, sono, io direi con semplicità, l'ictus, l'emorragia cerebrale, l'infarto, cioè situazioni in cui... Non sognarsi di prendere l'auto e andare al pronto soccorso. In cui è pericoloso spostarsi da soli e si può avere dei problemi grossi anche durante il tragitto. In questo caso però l'ambulanza che arriva a casa è anche attrezzata in modo da poter appunto effettuare il elettrocardiogramma, iniziare la rianimazione, dare ossigeno e quindi anche durante il trasporto inizia già la presa in carico, insomma c'è già una prima risposta. Quindi un collegamento diretto è più istantaneo con l'ospedale. Esatto. Bene. Anche questa è sanità, anche questo è occuparsi evidentemente dei cittadini in modo vicino, in modo istantaneo. Per questa puntata noi abbiamo concluso, ringrazio la consigliera regionale del Partito Democratico Silvana Cremaschi, ringrazio tutti voi per l'ascolto, l'appuntamento è la prossima settimana alla stessa ora. Buonasera. Grazie.